Giungono a Cagliari, accolti all'aeroporto di Elmas dalle maggiori autorità della regione, i ministri Angelini e Romita, in un giorno particolarmente importante per l'economia dell'isola. Si realizza un'aspirazione vecchia ormai di un decennio, l'entrata in funzione del nuovo tronco ferroviario Villa Mastargia-Carbonia. La signora Romita, tagliando il simbolico nastro tricolore, suggella un'opera che ha richiesto oltre 562.000 giornate lavorative. La nuova linea ha tra l'altro l'essenziale funzione di allacciare Carbonia alla capitale dell'isola, avviando il carbone prodotto da quel centro minerario al posto di imbarco e evitando i trasbordi che in passato costituivano un dispendioso ostacolo. Con questa utile realizzazione si pone un'altra pietra al ben avviato edificio che i sardi stanno costruendo per un sempre maggiore miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali.